Nell'ambito dell'operazione State Sicure, i carabinieri della compagnia di Siniscola, diretta dal capitano Andrea Senes, unitamente ai colleghi dei NAS, il nucleo antisofisticazione dell'arma, hanno effettuato una serie di controlli nei ristoranti e negli agriturismo della zona al fine di verificare il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria. In particolare i militari hanno sanzionato penalmente un ristoratore per tentata frode nell'esercizio del commercio e omessa notifica all'autorità sanitaria. Infatti nel ristorante venivano somministrati ai clienti prodotti congelati, fatti passare per freschi. In un altro servizio invece i carabinieri hanno multato un agriturismo perché non rispettava i requisiti minimi in materia di igiene. Sempre nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, i carabinieri della tenenza di San Teodoro hanno denunciato a piede libero due luistanesi, padre e figlio di 66 e 33 anni, per furto aggravato. I due infatti avrebbero sottratto dallo stagno in località Pischera un quintale di pesce. La segnalazione militare è arrivata dai responsabili dello stagno che registravano periodicamente ammanchi di prodotti ittici. Gli appostamenti dei carabinieri hanno portato ad individuare i presunti responsabili che sono stati denunciati per furto aggravato e raggiunti dal provvedimento di inibizione a recarsi a San Teodoro per i prossimi 3 anni.